Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione qui su Telefriuli. In apertura migliorano le condizioni del neonato che ieri pomeriggio è stato partorito e poi abbandonato dalla madre alla stazione di Lignano. A prendersi cura di lui saranno i servizi sociali prima che il tribunale decida di darlo in adozione ad una famiglia. Dell'episodio che ha creato parecchio sconcerto sono state informate la procura di Udine e quella dei minori di Trieste. Apriamo così il telegiornale. Sono entrambi ricoverati all'ospedale di Latisana e le loro condizioni di salute sono buone. Il piccolo, partorito nel primo pomeriggio di ieri tra il bar e la biglietteria della stazione delle Corriere di Lignano, è tenuto sotto osservazione dai medici e può considerarsi fuori pericolo di vita. Determinante è stata la tempistica con la quale è stato soccorso, minuti preziosi che hanno evitato conseguenze peggiori. La madre che l'ha abbandonato, una lignanese di 38 anni, già seguita dai servizi sociali, è stata denunciata per abbandono di minori. Quando i carabinieri ieri pomeriggio si sono presentati a casa sua era frastornata, ma non era ancora in grado di comprendere sino in fondo la gravità del fatto. Per questo caso, che ha creato non poco sconcerto a Lignano, si sono già attivate la procura dei minori di Trieste e quella di Udine. Una volta dimesso, al neonato sarà assegnato un tutore, poi dopo un'accurata selezione una famiglia affidataria, dopodiché il tribunale penserà alla sua adozione. Ieri pomeriggio il piccolo è stato soccorso al titolare del Pullman Bar, Salvatore D'Angelo, e dal proprietario di un ristorante che, assieme ad un volontario della Sogit, lo hanno accudito in attesa dell'arrivo del personale medico ed infermieristico. Io sono uscito fuori per prendere un ordine, a un certo punto mi giro la testa e vedo lei scappare via praticamente, e qui pieno di sangue quel bambino per terra. Io non ci potevo credere, sono tuttora sconvolto e sono entrato dentro. La prima cosa che ho fatto è chiamato l'ambulanza. Il bambino poi l'ho ritrovato con il cordone attaccato, tutto, che non piangeva però respirava per fortuna, sì. Chi è allora la donna che ieri pomeriggio a Lignano ha abbandonato questo neonato, il figlio? Si tratta di una donna di origini sudamericane che aveva sposato un cittadino lignanese e che ovviamente adesso deve essere appunto seguita dai servizi sociali. Da anni dopo la separazione appunto aveva accusato delle gravi ripercussioni, un fatto che ha sconvolto la comunità, come conferma anche l'assessore alla polizia locale di Lignano, Massimo Brini. È la prima volta che sento di un caso analogo accaduto a Lignano Sabbiadoro. Si tratta di una ragazza di origini sudamericane che aveva sposato un cittadino lignanese, dalla quale poi si è separata, aveva avuto un figlio e adesso questo secondo che purtroppo ha lasciato lì alla stazione del Pullman, e che fortunatamente il caso, da quanto sembra, si risolve bene perché il ragazzino è in ottima salute e lei aveva un'emorragia che comunque è stata soccorsa e quindi trasportata in ospedale, per cui sembra che anche lei si riprenda velocemente. Una donna però che è seguita dagli assistenti sociali? Sì, è seguita dagli assistenti sociali perché dopo la separazione del suo compagno ha avuto qualche problema e quindi, come sempre, il comune si occupa di casi quali questo, e quindi era seguita, solo che nessuno si aspettava un evento di questo genere. 4 passeur stranieri, cambiamo argomento, sono stati arrestati nella notte dopo essere stati sorpresi a trasportare in Italia 14 migranti a bordo delle rispettive vetture. Ovviamente a bordo dei mezzi la Polizia di Frontiere di Trieste ha identificato 3 famiglie kurde e 6 minorenni. Le auto sono state fermate mentre viaggiavano lungo la provinciale 10 che collega il valico sloveno con Basovic. Da qui i successivi controlli che hanno portato all'arresto in flagranza di reato dei 4 conducenti stranieri con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta di 2 cittadini sloveni, un bosniaco e un cittadino serbo. E sono riprese intanto oggi sulla Marmolada le ricerche dei dispersi nella frana di domenica. Sono poche le speranze di trovare ancora in vita le 13 persone che mancano all'appello. Il bilancio al momento è di 7 vittime, 8 feriti, dei quali 2 in maniera molto grave. Sono riprese le ricerche dei 13 dispersi nella tragedia sulla Marmolada che ha provocato, secondo l'ultimo bilancio, 7 morti e 8 feriti. Le condizioni meteo sono migliorate, le squadre di soccorso sono tornate in azione con elicotteri, droni, ma anche sonar per cercare di individuare i cellulari delle persone disperse. Luigi Felicetti del soccorso alpino di Canazei è stato tra i primi ad arrivare sul ghiacciaio dopo il crollo, il 3 luglio. Abbiamo trovato un scenario terrificante, insomma, completamente desolante.
rocce, ghiaccio dappertutto e ci siamo messi a cercare. Oltretutto noi siamo arrivati su, io e il capo del soccorso alpino che è Stefano Cotta, siamo arrivati su per primi. È stata una tragedia terrificante insomma. Le ricerche proseguono tra molte difficoltà. Ogni giorno troveremo qualcosa. Adesso, man mano che il ghiacciaio si sgela un pochettino, cercheremo di salire ogni giorno. Le difficoltà maggiori è non farsi del male, perché è ancora pericoloso il ghiacciaio, anche oggi c'è stata una scarica, perciò dobbiamo lavorare coi piedi di piombo e stare molto attenti. E dopo il disastro in Marmolada, le regioni dell'arco alpino punteranno ad una strategia comune per la promozione turistica della montagna. Il presidente della APT della Valle di Fassa, Paolo Grigolli, ha annunciato per il pomeriggio un summit con le altre aziende di promozione turistica del Trentino e in prospettiva una collaborazione con Friuli, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta per dare un messaggio univoco. Anzitutto il rispetto delle vittime, il dolore per quanto è successo, ha detto lo stesso Grigolli, poi una corretta strategia comunicativa. Dobbiamo renderci conto che in montagna, come al mare, il rischio zero non esiste e la prudenza è sicuramente l'elemento più importante alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Il fratello cristiano ha organizzato per mercoledì 13 luglio un ultimo tentativo per la ricerca di Rafael Rinaldi, l'escursionista 51enne triestino disperso da domenica 22 maggio a Cogne. Cristiano fa sapere su Facebook di essere in attesa della conferma di una guida e di una decina di volontari per setacciare un'area a quota 2200 metri. Le ricerche del sistema regionale di protezione civile erano durate 4 giorni, poi erano state appunto sospese. Il fisioterapista sportivo che lavorava a Chamonix era arrivato a Cogne per fare un'uscita in montagna e incontrare l'altro fratello Andrea, operatore televisivo che in quei giorni lavorava a seguito del Giro d'Italia. Stavano per raccogliere i frutti della loro coltivazione quando sono arrivate improvvisamente le fiamme gialle, ovvero la Guardia di Finanza, per una perquisizione. I due proprietari di una casa disabitata lungo la strada della Mainizza a Gorizia sono stati denunciati alla procura per produzione non autorizzata di sostanze stupefacenti. Nel giardino dell'abitazione è stata posta sotto sequestro una piantagione di oppiacei. Prima dell'operazione i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Gorizia avevano appurato e documentato l'esistenza della piantagione di papaveri somiferi 760 piante in tutto, che le analisi hanno dimostrato avere percentuali significative di morfina. Passiamo adesso al capitolo Covid. Pensate, sono 2.600 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, sono precisamente 2.607, sono emersi da 10.741 test processati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 165. Oggi si registrano i decessi di 5 persone, 3 a Udine, 1 a Trieste e 1 a Gorizia. E ancora disagi da blackout a Monfalcone, che da lunedì sera ha lasciato senza energia elettrica gran parte della città. Secondo i tecnici Enel sarebbero saltate 4 centraline della distribuzione di media tensione a causa del caldo. Il sindaco Anna Maria Cisinte è in continuo contatto con la direzione nazionale dell'Enel e sta seguendo l'evoluzione della situazione. Per il mancato funzionamento degli impianti semaforici, il blackout sta mettendo a dura prova anche la viabilità cittadina. Anche le attività economiche risultano semi-paralizzate. Entro le 13 l'Enel conta di ripristinare la fornitura di energia elettrica, fa sapere lo stesso sindaco Anna Maria Cisinte. Inoltre per i cittadini e le imprese che avranno subito un danno sarà comunicato un contatto a cui rivolgersi per chiedere l'eventuale risarcimento del danno. Il consorzio dei taxi di Udine non partecipa oggi allo sciopero nazionale per manifestare contro il DDL concorrenza, a confermarlo Sandro Modonutti, capocategoria provinciale dei taxi, una decisione presa per non creare un disagio ulteriore agli anziani che usufruiscono del servizio, in particolare in questi giorni di grande caldo. Inoltre, spiega lo stesso Modonutti, si è vicina all'apertura di un tavolo di confronto con Parlamento e Governo per consentire l'approvazione della legge 12 del 2019. I taxi oggi a Udine dunque sono regolarmente attivi dopo lo sciopero di novembre che aveva visto fermarsi 400 imprese di taxi in regione, 70 a Udine provincia, di cui 40 raggruppate sotto il consorzio. Apriamo la pagina della politica, consigli comunali itineranti per avvicinare il più possibile la popolazione all'amministrazione comunale del neosindaco Balducci. Il primo atto a Cervignano si è svolto venerdì scorso con una partecipazione record di cittadini, almeno 300 persone che hanno affollato Piazza Indipendenza.
Stiamo facendo dei consigli comunali all'aria aperta, questo era uno dei punti del programma della campagna elettorale del nuovo sindaco di Cervignano, Andrea Balducci, e così nella prima seduta la piazza Indipendenza è divenuta una sala consigliare a cielo aperto, più di 300 le persone che vi hanno partecipato. E questa potrebbe essere la prima di tante volte. Sì, sempre nel nostro programma noi avevamo previsto un consiglio comunale itinerante, per cui ci piacerebbe almeno presentarci ad ogni singola frazione con il consiglio comunale al completo, sempre per favorire un processo di partecipazione che noi vorremmo fosse sempre più accentuato all'interno della nostra comunità. Un primo cittadino che vuole dedicare più tempo possibile ai cervignanesi, forte anche del fatto di essere andato in pensione e quindi di non avere la professione che lo impegna. Lei ha guardato queste 300 persone negli occhi. Sì, diciamo che secondo noi c'è stato un ritorno molto positivo, riteniamo che i cervignanesi abbiano apprezzato e quindi questo nostro primo intento di incontrare la gente anche in modo diretto sin dalla prima uscita pubblica, secondo noi ha dato soddisfazione reciproca a noi e ai cervignanesi. Ha chiuso con 44.000 spettatori la stagione 2021-2022 dell'ente regionale teatrale, che ha presentato oggi gli appuntamenti dell'anno prossimo per i 28 teatri del circuito ERT. Grandi nomi: Elio e le storie tese, Gioele Dix, Sebastiano Somma e Moni Ovadia. 43.975 spettatori per 218 date in 28 teatri della regione. Sono questi i numeri della stagione 2021-2022 dell'ente regionale teatrale, una stagione della ripartenza anche se comunque segnata da limitazioni e chiusure. E per la stagione che comincerà in autunno sono tante le novità e i nomi che l'ERT proporrà ai suoi spettatori. Avremo alcuni graditi ritorni, spettacoli che sono andati molto bene la stagione scorsa, come Tre uomini e una culla di artisti associati e Montagne russe della Contrada. Poi, stando sempre alle produzioni regionali, di novità avremo il Mercante di Venezia del Teatro Stabile Regionale con Franco Branciaroli e Cumbinin del CSS di Udine. Lo spettacolo di Lella Costa, avremo Sogno di una notte di mezz'estate di Yuri Ferrini, Gioele Dix con un testo di Buzzati, Paolini con Antenati e Sebastiano Somma con un testo sulla moglie di Neruda, ma che naturalmente parla anche di Pablo Neruda. Avremo Elio Storie Tese che aprirà alcune stagioni, e il ritorno graditissimo di Moni Ovadia col suo storico spettacolo Eulen Goilen in occasione dei 30 anni di questo spettacolo. Era questa la nostra ultima notizia, rimanete con noi perché tra poco ci ritroveremo con A voi la linea. Grazie ancora per l'attenzione.